Interessante convegno, coltivare il grano per le nuove filiere agroalimentari presso Palazzo Sinimbani a Cavarzere, organizzato da Confagricoltura Venezia, Confagricoltura Rovigo e produttori sementi polesani. In questo video seguiamo l'intervento di Massimo Blandino del Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali dell'Università di Torino. È un piacere per me tornare, è un viaggio un po' lungo, sono partito stamattina dal Piemonte, quindi di sicuro è un po' stancante, ma è sempre un piacere, più che altro perché è la dimensione che trovo sia la più interessante, la più positiva di interazione con gli operatori del mondo agricolo, con gli agricoltori. Penso tutti voi abbiate fatto un sacco di webinar in questo anno e mezzo, non è la stessa cosa che avere occasione poi di parlarsi dopo un intervento, interagire e andare anche fuori da quello che sono strettamente i tempi e i temi che vengono toccati nei webinar. Allora, il mio intervento ha come titolo il titolo della giornata, quindi ho semplicemente ripreso quella che era la tematica, coltivare il grano per le nuove filiere agroalimentari. È una presentazione che vuole toccare e dare alcuni spunti, quindi in passato, sempre in questa bella sede, ho presentato alcuni aspetti più legati magari alle concimazioni e alla gestione della qualità reologica del frumento. Oggi colgo l'occasione di usare questo tema per parlare di qualche altro aspetto. La logica è però parlare anche più in generale di cosa vuol dire oggi produrre frumento, o comunque produrre una commodities agricola destinata alle filiere. Molte delle parole chiave che uso nella presentazione sono state citate da Lorenzo e sono state citate da chi ha introdotto la giornata, quindi il settore sia della ricerca che dell'informazione che è operativo è molto allineato su quelle che sono le tematiche più importanti all'interno appunto della produzione cerealicola, della produzione delle commodities agricole. Quindi vado molto veloce su certe parti introduttive, sono concetti che anche voi conoscete bene. È chiaro che c'è una certa marginalità nella nostra agricoltura, lo dicono i numeri. Qui è riportato l'andamento dei prezzi dal 2010 al 2021, adesso abbiamo avuto una situazione quest'anno positiva, ma è indubbio che abbiamo vissuto una fase di prezzi molto bassi. Il problema è legato al fatto che gli stock comunque rimangono alti a livello mondiale, indipendentemente poi da quello che è un po' la contingenza degli ultimi 6 mesi, e soprattutto la cerealicoltura italiana è poca cosa rispetto a quella che poi sono le trasformazioni in Italia. Già solo l'autoprovvigionamento è stabilmente al 35% e questo è un dato strutturale. Quindi noi trasformiamo in Italia il 35% del grano nazionale, il resto è comunque di importazione. In questo contesto però in Italia, ma non solo, ma in Italia più che altri paesi, abbiamo sviluppato più rapidamente un concetto di qualità più importante associato alle produzioni cerealicole. Quindi qualità che in questo schema vuol dire qualità sanitaria, quindi rispondere a quelli che sono dei prerequisiti. E anche l'asparagina e la fenamide, di cui parleremo poi a fine dell'intervento, rientrano in questa categoria. Vuol dire produrre, quindi la produzione rimane sempre un elemento ovviamente chiave, ancorché la narrazione in certi casi del settore agroalimentare dica cose diverse, ma noi tutti sappiamo che ovviamente non c'è qualità se non c'è neanche una competitività forte della produzione cerealicola, un'attenzione nell'agrotecnica, quindi dei ritorni di reddito che passano da buone produzioni, e poi la qualità tecnologica, quello che è la trasformazione. Allora il concetto più generale è il valore d'uso, cioè produrre, come dicevamo prima, quello che viene richiesto dal mercato, e su questo è il concetto più importante. Il mercato oggi chiede molto di più, ci sono molti più driver, alcuni più forti, alcuni più marginali, ma che condizionano di fatto quello che è l'utilizzo del prodotto, non solo in termini pratici, quindi proteina e aspetti orologici, ma anche di contenuti più immateriali. La qualità che poi deve essere un ambito di filiera, e quindi un concetto di qualità che è molto più legato alla rete del valore globale, dal campo fino alla trasformazione, e questo si vede molto di più. Allora, questi sono schemi che col professore Aineri utilizziamo da molto tempo per, in questo contesto, descrivere come in Italia abbiamo avuto un processo di specializzazione conseguente a questo, quindi la ricerca del valore d'uso porta ad avere dei lotti più specifici, più destinati a certe trasformazioni. Allora, rispetto a una qualità di base, una filiera di base, noi perlomeno le abbiamo sempre conosciute così, quelle che sono le filiere speciali, da biscotto panificabile di forza,
Ora, le abbiamo sempre viste così, ma poi avere proprio le filiere in questa logica è un concetto molto più recente. Prima potevamo avere di fatto il misto bianco e il misto rosso e siamo andati avanti così per molto tempo. Oggi abbiamo quelle che sono le filiere avanzate, quindi delle tipologie molto più specifiche, grani più bianchi anche per processi di decorticatura per avere degli integrali più chiari, aspetti nutrizionali come i grani pigmentati. Ci sono stati dei tentativi su dei grani tecnologicamente differenziati, oggi si parla di alto amiloso, c'è stato il WOXI, la filiera del baby food che sicuramente tra quelle avanzate è la più consolidata, e poi anche nei Forza ci sono delle tipologie, delle richieste differenti. Sempre di più assistiamo oggi a avere anche dei lotti monovarietali, quindi in diversi areali cerealicoli della pianura padana abbiamo mulini che richiedono specifiche varietà per fare appunto delle trasformazioni dedicate. Allora, un esempio sicuramente interessante è quello dei frumenti di forza. Non parlerò di questo oggi, ma se pensiamo ai frumenti di forza, noi era il tipico grano che importavamo, quindi è il classico grano che veniva importato dal nord Europa o dall'America, dal Nord America, dal Canada. Allora, se andiamo a vedere oggi le varietà più coltivate in Italia, vediamo, questo chiaramente facendo riferimento a quelli che sono i dati di semente certificata, abbiamo che di fatto 4 varietà fanno il 25% della superficie. E poi ovviamente ci sono molte più varietà di frumenti di forza, basta vedere la rete nazionale quante oggi sia il numero di varietà che sono messe in prova. Bene, quindi questo è un esempio di come in poco tempo, di fatto, circa un terzo della superficie certificata in Italia è andata sotto contratto e va a essere destinata a uno specifico utilizzo, quello delle farine di forza per i prodotti dedicati o per il rinforzo delle farine. Allora facciamo solo una parte introduttiva sul concetto di qualità che mi serve un pochettino per spiegare quelle che sono poi delle nuove tendenze oggi del mercato. Allora, perché la qualità sia fonte di valore? Queste sono slide che utilizzo a lezione con gli studenti delle filiere. Ci devono essere dei requisiti di composizione, un aspetto di sicurezza che è sempre un prerequisito, dei fattori nutrizionali e anche sensoriali, perché è ovvio che nella filiera agroalimentare il gusto comunque gioca la sua parte, anche su prodotti come le commodities agricole, e tutti questi sono dei parametri fisici. Dall'altra parte possiamo avere dei parametri immateriali, l'origine e il contesto. Allora, queste erano caratteristiche che associavamo a prodotti tipo il vino, l'olio, insomma, a dei prodotti che veramente non erano delle commodities agricole. Oggi invece le troviamo questi aspetti fortemente collegati anche alle produzioni di cereali, alle produzioni di frumenti. Quindi il modo con cui lo coltiviamo, la zona dove lo coltiviamo, quindi l'importanza anche di una tracciabilità territoriale delle produzioni. Gli aspetti sono quindi legati a una qualità che la possiamo misurare, anche gli aspetti più immateriali, diciamo, possiamo misurarli, possiamo tracciarli e certificarli, che però deve essere ovviamente, soprattutto per le commodities agricole, legata a una certa quantità. Quindi non possiamo avere alcuni barili di un prodotto di altissima qualità. Nel caso dei cereali è chiaro che la dimensione è ben diversa e quindi dobbiamo avere dei lotti che abbiano significato sul mercato. E poi c'è il concetto della disponibilità, quindi è chiaro che rimane da questo punto di vista, questi ultimi due concetti, dei concetti più fortemente legati a quella che è l'aspetto delle produzioni delle grandi colture e soprattutto agli aspetti di filiera, e quindi la disponibilità deve essere qualcosa che ci deve essere per assicurare un concreto e reale trasferimento nella filiera tra la produzione e l'industria. Qual è il driver più importante oggi? Il driver più importante sono i consumatori. Quindi io non parlerò di Unione Europea, di politiche, ma di nuovo dietro all'Unione Europea le politiche, dietro al Green Deal, dietro al Farm to Fork c'è di nuovo il consumatore. Quindi è il consumatore che guida fortemente quelle che sono le scelte e quindi i mercati. E quindi si assiste a un paradigma per cui mentre prima la filiera aveva un agricoltore, cioè chi produceva, che cercava di spingere il prodotto sul mercato, oggi invece abbiamo una situazione in cui è il consumatore che tira, o perlomeno il consumatore dà la linea che vuole e di fatto, questo opportunisticamente o in maniera mirata e con eventuali vantaggi, è quello che succede, no? Stiamo cercando di produrre sempre di più quello che vuole il consumatore. Il consumatore quindi è centrale, dobbiamo soddisfare aspettative e bisogni, il consumatore che
è molto più sofisticato nei suoi ragionamenti di quanto non lo era in passato, e quello che vuole nel settore agroalimentare sono dei prodotti nuovi, innovativi, quindi si cerca l'innovazione. L'innovazione ci serve a noi per produrre meglio, ma è qualcosa che si chiede nella filiera anche come tipi di prodotti nuovi. Le parole chiave sono prodotti più sicuri, più salutari, naturali, etici, sostenibili, diversificati. La diversificazione, avere qualcosa di diverso, è qualcosa che oggi è molto importante. E quindi vediamo quelli che sono alcuni aspetti. Prodotti più salutari, adesso non voglio dire che queste parole che sono qui riportate siano tutte modi per ottenere prodotti più salutari, sicuramente sono quelli che nella percezione del consumatore oggi sono associati a un prodotto più salutare: biologico, residuo zero, l'indicazione geografica, c'è una maggior tracciabilità di sicurezza da questo punto di vista per il consumatore, i superfood, i free from, quindi senza, l'integrale e l'attenzione a certi composti più attivi che oggi hanno dei claims nutrizionali. Dall'altra parte, l'altro driver importante, ben citato in precedenza, è quello della sostenibilità, anche qui biologico chilometro zero, l'attenzione alla biodiversità e poi l'attenzione agli impatti delle emissioni di carbonio, alla tutela dell'acqua e anche degli aspetti etici, quindi con la social footprint. Allora introduciamo solo alcuni di questi aspetti e poi passo a quello che in realtà mi viene un po' meglio presentare, quelle che sono alcune esperienze che abbiamo fatto in quello che è questo contesto. Sicuramente sul tema della sostenibilità si è già detto, si è già citato quello che è sicuramente il primo esempio importante in Europa di filiere. Facciamo sostanzialmente un greening fortificato, oltre a quello che già si chiede all'Unione Europea, per andare sempre di più a rafforzare al consumatore quelle che sono queste richieste che ha. E chiaramente questo cerchiamo di farlo, ovviamente cercando di avere però un beneficio come filiera e anche un riconoscimento per lo sforzo economico che viene fatto alle aziende. Allora, questi disciplinari quale hanno come punto di forza? Beh, in primo luogo c'è un concetto di tracciabilità. La tracciabilità è qualcosa che il consumatore vuole di più, ed è qualcosa che di fatto aderire a queste tipologie di contratti garantisce. Dall'altra parte ci sono dei vincoli che devono andare a dare un'attenzione superiore all'ambiente, e li vedete qui riportati, possono variare da filiera a filiera, vanno da elementi di interesse ecologico a quello che è sempre di più un'attenzione a un uso razionale degli input per limitare gli impatti. Fate attenzione che l'evoluzione di queste filiere sarà sempre più quello di misurare, perché noi dobbiamo essere sinceri con il consumatore pretende questo, dobbiamo misurare il fatto che effettivamente le nostre produzioni siano più tutelanti dell'ambiente rispetto ad altri. Questo vuol dire avere degli indici di efficienza, le misure di quelli che sono gli impatti di carbonio, dell'impiego dei nutrienti o dell'uso degli agrofarmaci. E in questa logica questo è un binomio che si associa dal mio punto di vista a questo concetto, all'agricoltura di precisione. L'agricoltura di precisione se ne parla da tanto tempo, sono tanti anni che se ne parla da noi, non ha trovato su una collocazione, lasciamo stare i termini politici, quindi quello che è il modo con cui si parla di agricoltura 4.0, si dice che è sempre la soluzione, bisogna trovare quello che è poi il modo della soluzione. Allora noi dobbiamo essere efficienti e l'agricoltura di precisione è un modo per essere più efficienti. Ci sono modi diversi, ne citiamo due: la concimazione rato variabile, quindi avere delle mappe di vigore o comunque degli indici che permettano di calibrare la quantità di nutrienti nello spazio e anche nel tempo, oppure quelli che possono essere l'impiego di modelli, di applicativi che mi sappiano indicare la necessità di effettuare o no dei trattamenti. Di sicuro queste applicazioni fino adesso possono portare a una riduzione dei costi? Sì, un po', è vero, bisogna fare bene i calcoli, bisogna vedere. Possono determinare un aumento delle produzioni? Forse, forse no, forse la produzione è uguale, semplicemente riesco a limitare un pochettino certi input, ma magari ho qualche spesa in più in termini di attrezzature e di servizi. Il discorso è che questo approccio è un approccio dell'agricoltura di precisione, quello con cui è nata, è l'approccio americano, l'approccio delle grandi estensioni. Qui da voi ci sono terreni più grandi come appezzamenti di quelli che abbiamo in Piemonte, ma sono più omogenei. In Piemonte abbiamo appezzamenti più disomogenei, ma sono appezzamenti piccoli, cioè è un contesto diverso dalle colline del Midwest, dove nell'arco di decine di chilometri l'appezzamento è sempre lo stesso ma cambia. Sicuramente per noi l'agricoltura di precisione può essere un vantaggio se lo collochiamo di nuovo nella logica di filiera. Minori impatti ambientali, evito certi eccessi di applicazioni laddove non è necessario, e questo la filiera me lo può remunerare se mi permette di aderire poi a certe misure. Dall'altra parte mi può permettere di migliorare e standardizzare la qualità.
Fate attenzione che la produzione è sempre più lenta a rispondere agli input di quanto non lo faccia la qualità. La qualità, il contenuto proteico del grano, risponde molto di più alla conservazione di quanto non risponda la produzione della granella. Altro aspetto della sostenibilità può essere legato al tema della difesa. Ne parlo brevemente per dare qualche esempio. Vogliamo avere una difesa più sostenibile, no? Quindi una difesa che non solo sia l'applicazione di agrofarmaci, ma si cerca sempre di più di avere un profilo ambientalmente attento, e questo lo chiediamo sia per l'aspetto ambientale ma anche per la tutela dei consumatori. C'è molta attenzione anche perché si vuol dimostrare che si può fare un prodotto alternativo al biologico che sia ugualmente sano dal punto di vista di quelli che possono essere delle presenze di residui. Un tema è quello dei prodotti biologici nel senso vivi, quindi ad esempio microrganismi che si possono applicare. Queste sono esperienze che avevamo fatto in passato. Qual è uno dei problemi nel grano? Sicuramente il problema delle micotossine e la presenza dei residui culturali al terreno che sono fonte di inoculo per i funghi che poi producono le micotossine nel grano. Allora questo è un problematica perché non abbiamo alternative per risolverlo, cioè se non ariamo i residui in superficie e i funghi, i fusari non si svilupperanno, l'impiego di un possibile competitore distribuito al suolo che compete col fusario ma riduce la sua capacità di esplorazione può essere una strategia interessante. Quindi la prova che vedete è stata organizzata in questa maniera. Noi abbiamo fatto, sono dati un po' vecchi, eravamo già partiti un po' di tempo fa, abbiamo fatto delle prove. Qual è il rischio sempre di usare un prodotto vivo? Che se le condizioni ambientali non sono idonee, questo non si sviluppa. Quindi nel 2012 fu molto asciutto e non si sviluppò il fungo che avevamo distribuito, non ci fu nessun controllo neanche sulle micotossine. Altri anni, altre esperienze invece facevano vedere che c'era prima dell'inverno, ecco qui avevamo applicato prima dell'inverno, era la prima prova che avevamo fatto. C'era uno sviluppo, ma poi successivamente in primavera non avevamo nessun beneficio. Solo in un caso, in uno dei 5 esperimenti realizzati, c'era stato un mantenimento dell'efficacia nel controllo del fusario, ma anche in primavera, e di fatto ci fu una riduzione della contaminazione da micotossine. E vedete qui quelli che erano questi dati, a seconda della lavorazione, soprattutto nella minima lavorazione c'era stata una maggiore differenza nel contenuto intorno. Recentemente stiamo continuando a lavorare su questa tematica, ovviamente abbiamo cambiato il timing, quindi non applichiamo più alla lavorazione del terreno, l'idea è andare a lavorare durante la primavera con delle applicazioni poco prima della levata. Allora questi dati ci fanno vedere in azzurro il testimone e in verde quello che chiamo qua BCA, che vuol dire Biological Control Agent, cioè un agente di controllo biologico. Vedete che tra il testimone non trattato e il BCA da solo, in questi ultimi anni non abbiamo visto delle differenze, sia nella produzione che nel peso ettolittico e anche nella riduzione del deossinivalenolo. Se poi vediamo che invece il fungicida dato in fioritura ha sempre aumentato le produzioni, questo lo conosciamo bene, non controlla solo il fusario, ma controlla anche le malattie della foglia. Però potete vedere l'ultima colonna dove abbiamo l'applicazione dell'agente di controllo ai residui e il fungicida in spiegatura. Allora lì vedete che c'è stato sia un vantaggio in termini di peso ettolittico sia di aumento delle produzioni e anche una certa riduzione del deossinivalenolo. Questo è interessante perché è proprio una situazione in cui le combinazioni delle pratiche sono vincenti. L'agente biologico lavora sulla produzione dell'inoculo, il fusalicida lavora per bloccare l'inoculo che penetra nella spiga. Allora queste sono due strategie che se combinate effettivamente possono completarsi e dare un ulteriore vantaggio. Qual è la morale di questi dati? Che ovviamente c'è molto da lavorare, che bisogna lavorare sui prodotti non solo, ma sulla gestione agronomica corretta di questi prodotti. Dall'altra parte non possiamo pensare che le soluzioni solamente, chiamiamole biologiche, possano essere competitive allo stesso modo delle strategie più convenzionali. Ci vuole, ma questo noi lo conosciamo bene, quell'approccio integrato che in realtà è insito nella produzione delle culture agrarie. Un altro esempio, questa era un'altra prova, andando invece a trovare questo è un tema, ci sono tantissimi progetti di ricerca attualmente finanziati anche a livello italiano, soluzioni naturali che sostituiscono i fungicidi da dare in spigatura per la protezione appunto sia della spiga che della foglia. Allora era venuta una collega brasiliana a fare delle prove da noi, lei aveva questi dati in piastra, qui aveva inoculato il fungo sul grano, vedete questo è il testimone, lei aveva questi estratti algali che riducevano la quantità di fungo che si formava e poi c'era un testimone di un fungicida classico. Allora aveva
dei dati in piastra, come sempre in piastra ci sono a volte delle soluzioni che sembrano promettenti, poi a me piace andare in campo e provare le situazioni ovviamente in situazioni reali con più anni di prove, perché altrimenti poi non si capisce. E questa era la situazione. Vedete che sul deossinivalenolo il rosso è il testimone, in azzurro erano questi prodotti naturali estratti che avevano causato una certa riduzione del contenuto di tossina, ovviamente inferiore rispetto a quella che è stata ottenuta con i prodotti di difesa chimici. L'aspetto però più interessante non è tanto questo, e fa riflettere come qua il focus era il DON e il problema della fusariosi della spiga. Ma quando noi parliamo di un prodotto della difesa dobbiamo ragionare ovviamente in un contesto agronomico più ampio, e questo era il modo con cui si presentava il frumento trattato con un fungicida, e questa era la situazione quando avevamo trattato con questi estratti, cioè controllava un po' il fusario, non controllava per niente la settoria, non c'era nessun effetto positivo sulla fisiologia della pianta, di fatto non c'era nessun beneficio produttivo dell'impiego di queste soluzioni, no? Quindi è ovvio che quando noi dobbiamo trovare qualche sostituto, qualche cosa che possa essere un'alternativa a quello che abbiamo, eventualmente più sostenibile, perché non c'è dubbio che è più sostenibile, non dobbiamo solo però limitarci a dire va bene, mi controlla abbastanza la malattia, può funzionare, noi sappiamo bene che il contesto è molto più ampio. E quindi qui vedete invece dei dati di quelli che possono essere nuovi fungicidi, perché ovviamente la ricerca lavora da questo punto di vista. Nuovi fungicidi che in queste prove, il verde più scuro è la molecola nuova, non ha ridotto ulteriormente il deossinivalenolo, qui l'ha già ridotto molto in prove dove sul frumento duro da noi i livelli di contaminazione sono piuttosto alti, però l'aspetto interessante è che sono molecole che invece potenziano l'aspetto delle difese della foglia senza avere minore efficacia contro il fusario, e che quindi possono determinare un riempimento della granella migliore e dei chiari vantaggi produttivi. Allora concludo questa parte sulla sostenibilità e la difesa sostenibile con quello che è ancora un concetto. Sicuramente sempre di più nei contratti di filiera, nei disciplinari, le varietà saranno importanti, e a seguito del mio intervento si parlerà di varietà. La varietà è chiaramente importante per la difesa, perché oggi è importante avere ovviamente varietà che siano più tolleranti alle diverse patologie. Questa è una prova che in collaborazione con Syngenta da tanti anni facciamo, una prova che facciamo anche con Barilla per la verifica delle nuove varietà di frumento duro, la facciamo da noi in Piemonte dove il problema della fusariosi è decisamente marcato. Appunto sono 11 anni che facciamo questa prova, si vedono bene quelle che sono le varietà che non funzionano, le varietà che funzionano abbastanza, e delle varietà azzurre che sono interessanti, che quindi hanno un basso rischio di contaminazione dal deossinivalenolo. Però qual è l'aspetto di nuovo interessante di questa prova? Non basta questo, per fare il grano duro in Nord Italia a questo punto noi dobbiamo avere però anche delle varietà che producano bene, quindi se ad esempio quella del Piemonte comunque che producano adeguatamente per non avere un gap enorme rispetto ai frumenti teneri, che abbiano della tolleranza alle altre patologie, cioè resistenti al fusario ma poi sensibili al settore, perché ovviamente anche in termini di sostenibilità non ho poi nessun vantaggio, e poi i caratteri qualitativi. È indubbio che il frumento duro al nord deve avere un prodotto proteico interessante, altrimenti risulta essere meno conveniente. Cambio argomento, su questo sono molto breve, quelli che sono dei concetti invece in grado di sostenibilità. Abbiamo parlato anche invece di alimenti più salutari, alimenti che facciano bene. Sempre di più sul mercato si vuole avere dei prodotti innovativi alimentari che abbiano una valenza bioattiva nutrizionale, nutraceutica. Allora questo è un trend che conosciamo tutti bene, no? Lo abbiamo vissuto, lo stiamo vivendo, e nei prodotti della forno è molto evidente. Come si fa ad avere un prodotto più healthy, più diversificato? Beh, alcune soluzioni sono proposte nel mercato negli ultimi anni: cereali minori, i farri, altri cereali, l'avena, la segale, un trend che non è che sia finito, si sta proseguendo, i grani antichi, andare a recuperare delle vecchie varietà, o pseudocereali, quinoa, amaranto, grano saraceno, chia o altro. Allora tutte queste situazioni hanno chiaramente dei pregi e dei difetti, li riassumo qui. Da un punto di vista della produzione, soprattutto grani antichi e pseudocereali sono chiaramente basse produzioni, una qualità tecnologica sempre difficile. Andiamo a inserire nei prodotti da forno dei materiali che sono difficili poi da lavorare e da ottenere poi delle performance ecologiche adeguate. La qualità nutrizionale è sicuramente migliorata, soprattutto con cereali minori e pseudocereali. I rischi sanitari possono essere minori in certi casi, più alti in altri. Però assistiamo a un ulteriore passaggio, anche nelle filiere del frumento si assistono a delle innovazioni. Un esempio sono questi grani pigmentati,
quello che è successo nel riso, col riso Venere, sta succedendo un pochettino nel frumento anche, più in altre zone del mondo che non da noi. Questa foto è una foto presa dal Canada, dove hanno delle filiere di grano viola, quindi con degli integrali che, se volete, sono un po' più scuri e nutrizionalmente migliori. Oppure nuove colture, non so se ne avete mai sentito parlare del tritordium, da noi in Piemonte se ne fa pochi ettari, ma c'è molto interesse a provare a svilupparlo. È un incrocio tra un orto selvatico e un frumento duro, è una nuova coltura, l'interesse di nuovo è gli aspetti nutrizionali. Queste tipologie sono contenuto alto di antociani, di carotenoidi, quindi è più riconoscibile l'aspetto nutrizionale nel colore anche delle farine e dei prodotti che derivano. A questo si aggiunge poi quello che sono degli aspetti di molitura più innovativa. Sempre di più andiamo a avere prodotti integrali, l'aspetto consumo del prodotto integrale è cresciuto, questo vuol dire valorizzare le crusche, lo strato neuronico, poi sottoprodotti della macinazione, con la macinazione a pietra, quindi quanti mulini hanno reintrodotto la macinazione a pietra, anche i grandi mulini, proprio per andare indietro a quelle che sono delle richieste del mercato, per valorizzare i composti più attivi. Ma fate attenzione, il prodotto integrale ovviamente si porta indietro i problemi sanitari, le micotossine, i metalli pesanti, i residui di agrofarmaci se ce ne sono, e anche l'asparagina di cui vi parlo tra poco. E quindi avere questo trend che ci chiede prodotti più integrali vuol dire produciamo del grano che deve essere ancora più sano rispetto a quello che abbiamo prodotto fino adesso, perché dobbiamo garantire poi il rispetto dei limiti anche su delle farine meno raffinate. Cosa si può fare nel post raccolta? Pulire di più, le innovazioni ci sono da tempo, sono affinate, la selezionatrice ottica, la decorticatura in modalità diverse che oggi tutti gli impianti monitori hanno e che permettono di gestire meglio queste produzioni. Faccio un esempio, questa è la decorticatura, è il grano decorticato, muovendovi dalla vostra sinistra a destra andiamo verso l'interno della granella, vediamo che più siamo verso l'esterno più abbiamo questa linea verde che ci dice il valore antiossidante totale della granella, quindi gli strati più esterni sono quelli più ricchi. Purtroppo anche gli strati più esterni sono quelli più ricchi, ad esempio del diossido di valenolo, quindi le micotossine, ancorché basta togliere la prima parte per già avere un abbattimento molto forte. Allora alcuni mulini fanno delle frazioni decorticate, queste sono delle tecnologie diciamo non sofisticate ma nuove come approccio per avere delle frazioni più integrali che però siano ad alto contenuto di bioattivi e a basso rischio di contaminanti, giusto per avere appunto questa tipologia di farina. Vengo quindi a parlarvi di questo aspetto dell'acrilamide e dell'asparagina, una tematica su cui noi recentemente abbiamo iniziato a fare attività di ricerca. Come vi ho detto prima, è un regolamento che ci ha come sempre posto l'accento su questa problematica, regolamento che con un po' di tempo è stato recepito dal mondo industriale, soprattutto con una maggiore attenzione di nuovo nella logica di avere prodotti sempre conformi, quindi evitare di avere poi delle difettosità in questo contesto. Allora, senza entrare nel dettaglio, l'acrilamide è una sostanza probabilmente cancerogena, ovviamente in questa logica qua, un po' come le micotossine, gli studi ci dicono che c'è un rischio di cancerogenità. Il problema è soprattutto prodotti che abbiano alto contenuto di amide e zuccheri, farine, patate, che vengono cotti ad alte temperature. Il problema più grosso riguarda i prodotti da forno con basso contenuto di acqua, quindi reazioni che avvengono quando c'è poca acqua, sostanzialmente la produzione di biscotti in primis. Quindi quando abbiamo questi biscotti bruciati, si è sempre detto non mangiamo i biscotti bruciati, e questa è un'ulteriore conferma che sarebbe meglio evitarlo. È una reazione di Maillard che avviene tra un amminoacido, l'asparagina, e degli zuccheri riducenti, produce l'acrilamide. Il problema è la presenza di questa asparagina, quindi la causa più importante è la presenza di questo amminoacido, che è un amminoacido che ovviamente naturalmente si ritrova all'interno della granella. Allora, il regolamento ci dice che i limiti vengono suggeriti con la logica di avere il più basso possibile. Una sostanza cancerogena sarebbe meglio fosse zero, non possiamo garantire zero perché ci sarà sempre una parte di produzione, dobbiamo tenerla il più basso possibile. Ci dice che dobbiamo lavorare sulla formulazione del prodotto, evitare delle matrici a rischio, e ci sono matrici molto a rischio, ottimizzare il processo, questo è molto importante ma non riguarda tanto noi, e poi è importante però avere materie prime a basso rischio. È chiaro che per l'industria è importante perché loro certi processi tecnologici non li possono variare più di tanto, sono standardizzati, partire dalla materia prima a più basso rischio gli permette ovviamente di avere più gradi di libertà.
molto brevemente vi faccio vedere degli esempi, sono dei primi numeri, ci sarà da lavorare, avremo più indicazioni, quindi qua non sarò esaustivo per niente. Questa è una prova in cui abbiamo valutato l'effetto della dose di azoto, quindi vedete qui abbiamo, non viene la freccia, ma qui la dose, la prima freccia è la dose alla ripresa vegetativa, quindi a fine cestimento, 33 o 66 unità di azoto come nitrato ammonico, e poi invece sulla seconda dose all'inizio della levata avevamo 5 dosaggi diversi da 0 fino a 132. Allora qui vedete in questo grafico quello che è quanto contano i diversi fattori, no? Quindi noi abbiamo fatto la prova per 3 anni con un'unica varietà e usando sia le farine raffinate che le farine integrali. Allora in viola si vede che il 60%, 65% di quello che è il contenuto di asparagina è legato all'uso della farina integrale raffinata. La farina integrale ha molto più asparagina, la farina raffinata ne abbatte molto di più. Dall'altra parte vediamo che la concimazione, l'anno a un 13% conta molto meno, ma la concimazione alla dose 31, quindi alla ripresa vegetativa, è più importante, scusate, la levata è più importante di quella della ripresa vegetativa. Lo vediamo meglio qui, questa è solo una relazione tra la quantità di asparagina nella farina integrale e nella farina raffinata. C'è un abbattimento che è piuttosto costante, però nella farina raffinata noi abbiamo valori 3 volte inferiori rispetto a quella della farina integrale. E qui potete vedere quello che vi dicevo prima, quindi questa parte è la farina, in arancione la farina integrale, in giallo la farina raffinata, vedete i vari dosaggi, si vede la crescita di questi livelli di contaminazione laddove cresce la concimazione in levata, mentre invece tra le concimazioni e il cestimento c'è meno effetto, la concimazione più tardiva che gioca un ruolo importante. E questo lo leghiamo a quello che è il contenuto di acrilamide. Noi abbiamo fatto i biscotti con queste farine, quindi sia dei raffinati che integrali. Vedete ASN, l'asparagina che cresce con la dose dell'azoto data in levata, da 194 va fino a 319, quindi è un aumento importante, e questo determina un aumento poi del rischio di accumulo di acrilamide nei biscotti una volta che vengono pronti. Quindi sicuramente da questo punto di vista eccedere nell'azoto in levata può essere una causa di un aumento del rischio. Un altro esempio è una prova in cui qui avevamo più concimi, più varietà, più anni. Qua si vedono meglio il peso dei diversi fattori, vedete che in rosso l'anno è quello che gioca di più insieme al concime. Il concime a lenta cessione ha ridotto il rischio di asparagina rispetto all'impiego di nitrato ammonico, non delle grandi riduzioni ma qualcosa di significativo e costante si è visto. C'è un certo effetto importante in blu anche della varietà, gioca un ruolo molto importante di interazione poi tra questi fattori. E qui vedete quelle che erano le diverse riduzioni, vedete la prima colonna in arancione è lo zolfo, si dice che lo zolfo nel regolamento può avere un significato, sono studi fatti in Inghilterra dove effettivamente hanno visto degli effetti. Noi in questi primi dati non abbiamo visto un effetto significativo, ma si può poi ovviamente ripetere. L'impiego di un lente a cessione in azzurro ha avuto meno effetti rispetto a un concime prontamente disponibile dato in levata, le varietà, il tipo di terreno non gioca di meno, e poi l'anno invece ha un ruolo molto importante, il 2014, e per molti meno problemi rispetto al 2015-2016. E quindi gli ultimi dati che vi presento riguardano le varietà. Abbiamo iniziato un'attività di screening di varietà da biscotto, sia varietà attuali che di nuova commercializzazione. Abbiamo fatto 2 anni, questo è il secondo, abbiamo appena raccolto. Stessa gestione agronomica, qui le vedete riportate, sono tutte siglate perché sono delle prove che abbiamo un po' in corso anche con il mondo dell'industria. Sono ordinate come contenuto proteico, quindi da sinistra verso destra cresce il contenuto proteico. Vedete che non c'è nessuna relazione col contenuto proteico, quindi da questo punto di vista c'è un effetto più genetico forse delle varietà. Vedete però che ci sono varietà con contenuti molto bassi, contenuti più alti. Quelli che vedete in rosso erano dei testimoni di alte categorie merceologiche, quindi un fomento di forza, un panificabile superiore, che tra l'altro sono il più alto e il più basso a destra, sono dei livelli di asparagina nella granella, e poi 2 frumenti panificabili che hanno una posizione intermedia, un po' più alta. Sicuramente questa è una prima esperienza, ci sarà molto da lavorare per vedere se effettivamente ci possono essere varietà a più basso rischio. Per concludere però vi faccio vedere questo altro grafico che è interessante. Ho preso questi dati e li ho messi su questo grafico mettendo sulle X la contaminazione da deossinivalenolo, quindi la micotossina, e sulle Y l'asparagina, precursore dell'acrilamide. Allora noi li abbiamo messi in questo grafico e vediamo come possiamo avere delle situazioni diverse se prendiamo dei limiti soglia per questi 2 contaminanti, una zona in alto in cui si collocano delle varietà che hanno alto rischio di deossinivalenolo e asparagina.
attenzione, qua noi lavoravamo con farina integrale, ma come vi ho detto prima, la farina integrale sempre di più trova collocazione e interessi, e quindi queste sono varietà dove ovviamente l'impiego di farina integrale possa essere troppo a rischio. Possiamo avere invece delle farine che hanno un rischio di accumulo di asparagina ma basso DON, oppure delle farine, delle granelle di varietà a basso rischio di diossinivalenolo e a basso rischio di asparagina e più alto rischio di diossinivalenolo. Sicuramente noi siamo interessati in questo quadrante qua, cioè quelle varietà che garantiscono un minor rischio a quelli che sono contaminanti diversi. Qui abbiamo due contaminanti, i contaminanti sono di più però, quindi è chiaro che il quadro è sempre più complesso. E vengo quindi a delle conclusioni che riprendono quello che ha detto Arnaldo Bovolenta nella sua introduzione iniziale. La produzione in filiera dà ovviamente dei vantaggi, devono essere quantificati, devono essere verificati dall'agricoltore, devono essere misurati anche da lui. Richiede però un elemento chiaro, sicuramente più complesso. È più complesso perché abbiamo degli obiettivi, abbiamo un'evoluzione di questi obiettivi, bisogna essere aggiornati e partecipare attivamente nell'evoluzione anche di questo. Abbiamo la possibilità che l'agrotecnica giochi un ruolo, su quasi tutto l'agrotecnica gioca un ruolo, è chiaro che l'annata è sempre più importante, ma noi abbiamo la possibilità di agire col modo con cui coltiviamo il grano e questo agisce su diversi aspetti, dalla qualità tecnologica a quella sanitaria a quella nutrizionale. La disciplinare di produzione, qua l'ho presentato ieri sera con una coperta che ho cercato rapidamente come immagine, potrebbe però essere una coperta ogni tanto un po' corta, l'ha detto anche Arnaldo, ogni tanto si deve avere troppi obiettivi e sembra che questi obiettivi tirino la coperta una volta da una parte, una volta dall'altra e non è detto che se noi facciamo minima lavorazione per la sostenibilità non ci troviamo più micotossine, è così, e quindi bisogna trovare un compromesso tra queste diverse esigenze che la filiera ci richiede. Allora, questa è sicuramente la complessità della situazione, quello che bisogna fare è cercare di organizzarsi di filiera, cioè fare filiera vuol dire avere un'organizzazione di filiera, concentrare l'offerta, avere relazioni stabili, avere i contratti chiari e che siano equilibrati anche in quello che richiedono. Dall'altra parte ci vuole innovazione, la parola che è stata citata all'inizio di questa giornata, trasferimento di innovazione vuol dire innovare con prodotti nuovi, differenziare, perché questo vuole il consumatore, e per noi nuove soluzioni agronomiche che ci permettono di raggiungere gli obiettivi. Concludo con quella che è di nuovo una diapositiva che mostro a lezione, gli studenti per dire come si forma una filiera agroalimentare. Beh, la filiera agroalimentare si forma nel momento in cui si va a fornire all'industria quello che è un prodotto che vuole, non solo l'industria ma come abbiamo detto il consumatore. Quantità a costi competitivi, qualità e sanità, certificazione del processo produttivo, tutte cose che conosciamo. Questo richiede un alto livello di organizzazione, i controlli sono necessari, quello che dobbiamo comunicare al consumatore, deve essere controllata la filiera, alta fiducia però e delle elevate capacità tecnici di tutti. La qualità deve essere sempre di più misurabile e apprezzabile, quindi noi dobbiamo poter apprezzare tutti la qualità del grano che produciamo, da voi che lo producete, a chi lo stocca, a chi lo commercializza, lo trasforma e lo fornisce al consumatore. Però è chiaro che questo è un aspetto importante, dobbiamo ricordarlo sempre con forza in ogni occasione, la qualità deve essere poi anche ripagata, quindi tutti questi sforzi è chiaro che bisogna presentare il quadro complesso in cui oggi dobbiamo operare, e è chiaro che noi siamo disposti a farlo, ma per farlo abbiamo bisogno ovviamente che ci sia un rapporto corretto anche da questo punto di vista. Io vi ringrazio per l'attenzione, grazie.